classici e che poi dopo il sarto si applicava con tutti i pagliette di gran parte sulla monotonia. Vedete sono tutte le pagliette, anche il fondo, tutto sul bordo. Invece dietro è lì. Ah, di dire, questa è una cosa abbastanza carina, perché in Ginevra davanti, che sono quello che si vede, sono raffinatissimi. Di dietro hanno delle telacce, proprio telacce. Perché Non si vedono. Perché non toglievano le giacche. Non si Sì, le toglievano quando facevano il quello. Ma la cosa è veramente questa l'idea di come l'arte sta facendo l'acquarello. Perché si anche per la pulizia, perché la mani non si lava. No, ma questa roba non si lava già mai, non si spazzola più. Se lo bianco, la mano, no, ma tutte le sedi si scusi con le coloro, anche sbagliate, quant'altro, non lo so, questo fatto di mettere, comincia alla fine del Seicento a fare queste grandi parrucche, perché io credo anche perché avevano degli abbigliamenti molto gonfi, per bilanciare, per non farmi capire sopra una figura molto pesante. E poi dopo è diventato una, come dire, scioccheria, come si può dire. Allora, però, quando arrivavano a casa se la losavano. E poi c'erano quelli che erano più non all'avanguardia, ma meno più alternativi, che invece si tenevano i loro capelli, questo, ma li imbiancavano con la farina, con la cinghia, con il talco, e questo infatti che sembra che si deve fare anche lui, però sembra che abbia i suoi capelli. Questo ha un gilet che ha un fondo simile a questo.